Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2015. Oggi ci troviamo a Budapest in Ungheria, pronti ad affrontare un nuovo Gran Premio, un nuovo weekend di gara. Oggi la pista arriva a 44 gradi centigradi, quindi una vera prova per le nostre gomme. Ho girato circa 5-6 giri e le ho usurate del circa 15%, quindi dobbiamo stare attenti anche nelle prossime ore a quello che combineremo. Per quanto riguarda l'assetto è un po' particolare anche perché la pista, diciamo, è molto interessante. Molte curve veloci, molte ripartenze, quindi l'assetto, come potete vedere, fa il suo gioco in maniera importante. Allora, l'aerodinamica è la seguente, come potete vedere, ha l'anteriore e posteriore, la trasmissione, valori un pochettino che si contrastano. Potete vedere 80% per quanto riguarda la pressione dell'acceleratore, 60% per il rilascio. La campanatura è diversa da quella che avete sempre visto negli scorsi Gran Premi. Come dire, quella anteriore è molto più inferiore rispetto a quella posteriore, mentre per quanto riguarda le sospensioni, al solito quelle anteriori sono molto più morbide rispetto a quelle posteriori, e a sua volta possiamo vedere la pressione delle gomme che è intermedia, 18,0 psi, e per quanto riguarda la zavorra un po' più indietro rispetto al solito, avremo più sovrasterzo rispetto alle altre gare. Il carburante, mettiamo 15 kg, 15 litri, perfetto, 10 giri, possiamo andare. Allora, l'assetto l'abbiamo un pochettino introdotto velocemente proprio perché voglio scendere immediatamente in pista con le gomme non usurate. Vediamo di prenderci delle gomme nuove. Questo è il 15%, le lasciamo. Abbiamo 4 treni di gomme. Usiamo questo, il treno numero 2. Cambiatemele, grazie. E vediamo adesso di procedere. Analizziamo la pista. Se vi ricordate ragazzi, ho effettuato questo Gran Premio 2 anni fa. Sì. Eravamo primi e abbiamo perso proprio per colpa delle gomme che si sono usurate, proprio perché questo è un circuito, forse becchiamo noi la temperatura alta, però è un circuito che mette anche a dura prova le gomme. Allora, vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Innanzitutto mi avete fatto scoprire una cosa importantissima per quanto riguarda il DRS. Cioè io ho fatto, quante gare ho fatto? 8, 7? Queste 8, 7 gare tutte con il DRS spento, cioè così è attivo. Quando il verde è fisso, no quando il verde lampeggia, maledizione. Ecco, appunto è una cosa che... Cioè io ho fatto anche tutte quelle qualifiche, mi sono classificato, non so, secondo, terzo, quinto a volte, ma a volte anche primo, cioè dico... Il carburante è appena sceso a 15 kg, restano 15 kg di carburante. Cioè tutte quelle volte ragazzi, sempre con il DRS spento, qualifiche, prove libere, gare, sempre, maledizione però. E adesso che ho notato questa cosa sicuramente cercheremo di fare meglio. Intanto attenzione, vediamo di procedere alla sinistra. È un Gran Premio, come potete vedere, molto interessante. Curve molto allegre, salite, discese, accelerate, accelerazioni continue. Ecco, sull'avantreno le sospensioni più morbide ci aiutano ad affrontare decisamente meglio la sezione del secondo settore, piena di cordoli. Attenzione, vediamo di procedere. Abbiamo un'ottima deportanza soprattutto, attenzione, vediamo di mettere adesso il carburante al massimo e cercare di sfruttare le nostre gomme. Adesso sicuramente si sono riscaldate dopo questo primo giro di prova. Vediamo di stare attenti. Perfetto, guardate qua la velocità scende a appena 100 km/h, quindi abbiamo bisogno anche di una notevole trazione per riuscire a riprendere il regime di gara. E si parte. Allora, DRS attivo, un giro dura appena un minuto. Sui tempi nei primi 2 settori. 1 minuto e 30, quindi si parte. Allora, vediamo un po', giù il pedale, attenzione, un po' più veloce questa curva del solito, si riparte. Attenzione, DRS attivo. In curva si tende un po' a perdere aderenza per via del DRS, adesso si nota il suo utilizzo. Curva anzi larga, però mi sta stretta. Andiamo, vediamo quanto siamo riusciti a fare. C'è un po' più lag del solito. Abbiamo recuperato 2 decimi di secondo. Giù il pedale nuovamente. Certo l'assetto è importante, ma anche l'abilità del pilota qui non manca. Diciamo l'assetto fa anche un buon 50%. Però bisogna giocare per bene con l'acceleratore. Potete vedere una pista molto particolare. Oh, sbagliato. Però forse siamo riusciti. Ecco, abbiamo perso il decimo, uno dei 2 decimi che avevamo guadagnato. Vediamo di percorrere il tornantino a gomito
questa specie di parabola. Perfetto, andiamo. E si va, 1,23. Niente, siamo troppo lenti, ragazzi. Dobbiamo migliorare ancora. Ottavo giro, vediamo un pochettino se possiamo migliorare ancora. Giù il pedale del freno. Perfetto, mi ha affrontato un po' più veloce del solito. E DRS attivo, si sfrutta tutta la pista, non si supera il limite e si va giù il pedale nuovamente. Vediamo un po', perfetto, si gioca per bene con l'acceleratore. Si va nuovamente a premerlo, attenzione. Informazioni sul carburante, il livello è sceso a 10 kg, restano 10 kg di carburante. Perfetto, attenzione, basta fare un po' di pratica con questa salita per sfruttarla al meglio. Wow, siamo usciti un po' fuori. Attenzione, sezione delle due chicane antipatiche. Abbiamo tagliato un po'. Devo fare un po' la mano, ragazzi. D'altronde ho girato appena una decina di giri. Comunque era per farvi vedere anche il circuito. Sicuramente migliorerò col passare del tempo. E DRS non attivo. Abbiamo recuperato 3 decimi. Sì, posso fare molto di meglio. Molto meglio, molto meglio, molto meglio. Abbiamo anche una discreta trazione. Ah, abbiamo recuperato, ragazzi, avete visto? Sesto posto. Siamo balzati in sesta posizione. Nuovamente giù il pedale, giù il pedale. Vai, 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 via, il DRS attivo nuovamente. Abbiamo issato la vela sopra la nostra macchina. Tiriamola giù. Ah, non ci voleva. 27, 28. Purtroppo siamo stati un po' più lenti. Avete visto qua, basta sbagliare un attimino e si rimane fregati. Ma io giro lo stesso, anche perché devo imparare per bene la pista, che non me la ricordo. Non credo ne abbiano fatto delle modifiche rilevanti. Giù il pedale nuovamente. Si va a fare la barba ai cordoli. Olè, perfetto. Mi dispiace, ragazzi, sto facendo solo Formula 1, ma diciamo che è il gioco. Vai. Wow, siamo riusciti a recuperare tanto, nonostante tutto. Lagga un pochettino, non so perché. Forse avrò acceso qualcosa sotto. Mi dispiace che sto facendo solo Formula 1, ma diciamo che è il gioco che mi intriga di più, proprio perché, come vi ho detto, per quanto riguarda Far Cry Primal e The Division non ho visto un grande interesse, se non per il primo video, secondo video. Invece su Formula 1 diciamo che c'è un costante c'è, diciamo, un costante gradimento per quanto riguarda perfetto. Vediamo qua se la possiamo fare per bene stavolta. Sì, c'è una costante attenzione per quanto riguarda i video di Formula 1 rispetto a Far Cry Primal o The Division. Necessariamente diciamo che è un gioco, forse per come lo faccio io, più caro rispetto ad altri. Quindi ho deciso di concentrarmi più su Formula 1 che sugli altri giochi per adesso, perché non è molto bene. Le prove libere termineranno, ragazzi, tra 5 minuti. Grosjean è decimo, abbiamo recuperato quasi un decimo. Oh, Grosjean, via libera. Aria sporca davanti, il motore di Grosjean ti dà un po' fastidio. Abbiamo dovuto rallentare parecchio. Vediamo adesso se ci aspetta un po' di rettilineo. Vediamo com'è la nostra macchina nei confronti di quella di Grosjean. Nel settore 3, sei molto indietro nel primo e nel secondo. Abbiamo preso. Oh, abbiamo consumato un po' tutto. Dai, Grosjean in partenza. Vediamo un po'. Ops, scusami amico mio, è che il DRS è un po' attivo, dà fastidio. Dai, vediamo un po'. Lasciamogli un po' di spazio. Ci siamo messi a lottare proprio in questa sezione. Almeno non abbiamo preso una penalità. Allora, torniamo un attimino al garage.
Vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Allora, abbiamo guadagnato il 6° posto, l'obiettivo è il 5°, l'assetto mi pare ottimo, il problema sono un po' io che devo migliorare sulla pista, le gomme vanno bene, non voglio usurarle più di tanto. Bene ragazzi, come avete ben potuto vedere le prove libere sono terminate, abbiamo fatto più o meno 12 giri, un po' più degli altri piloti, però non importa, vedremo adesso di sfruttare le gomme morbide al massimo con il nostro assetto. Allora, qualifiche, prima sessione, non puntiamo per adesso a fare tempi dell'altro mondo, questo è l'assetto corrente. Pista vuota. Bene, vediamo ragazzi di entrare subito e dedicarci immediatamente al nostro tempo. Bene, andiamo. Comunque, come vi ho detto, caricherò in questi prossimi giorni esclusivamente Formula 1, proprio perché, come vi ho detto, diciamo, c'è un interesse maggiore a Formula 1 rispetto ad altri giochi come Far Cry Primal e The Division. Per adesso non è che ci sono giochi che mi interessano più di tanto. L'anno scorso, ad esempio, c'era SimCity, roba del genere. Non è che ci sono giochi che mi interessano più di tanto, quindi caricherò principalmente questo. Andiamo, vai! Poi se usciranno giochi che ovviamente mi interesseranno maggiormente, ve li farò, ma per adesso porterò questo. Attenzione, giù il pedale. Tutto a destra, un po' più veloce del solito, ripartenza discreta, un po' sull'asfalto, un po' sul cordolo, però bene, attenzione, giù il pedale anche qui, un po' più larga del solito, però con l'acceleratore forse ci siamo salvati, dai. Rettilineo, alettone posteriore molto basso. Potevo accelerare di più. Ok, la temperatura delle gomme è a posto. Bene ragazzi. Sapete che mi è venuta un'idea? Ho sentito l'altro giorno, anzi, Il pilota alle tue spalle è più veloce di te. Accelera o lascialo passare. sì, ve la dico al prossimo giro questa idea. Ma che siamo fuori? Perché? Non siamo più primi? Ops. Peccato. Vettel secondo, wow. Vabbè, adesso torniamo sulla terra appena vediamo passare Hamilton. Mi è venuta un'idea ragazzi, l'altro giorno ho letto un commento di un ragazzo che mi ha detto: perché invece di fare i video della gara commentati, cioè mentre giochi commenti, invece di fare sempre la solita cosa che ormai va avanti diciamo da 4 anni, perché non fai qualcosa di diverso? Per esempio, invece di fare la gara commentata al momento, registro la gara e dopo la commento come se fosse un vero Gran Premio di Formula 1, come quelli che si vedono in televisione, nel senso non guido, cioè guido prima, registro e dopo commento. Ovviamente commento il replay. Cioè io non volevo commentare la gara registrata in prima persona, volevo commentare un po' tutta la gara, ovviamente anche come se fosse un vero Gran Premio che vedete in televisione. Ovviamente guardare non solo la nostra macchina ma anche le altre macchine, guardare gli altri piloti che sorpassano e quello che succede non solo nelle prime file ma anche
nelle ultime, perché in questa maniera vi do sempre una visione di un'unica macchina e di quello che succede alla mia macchina, mentre in quella maniera potrei darvi la possibilità di vedere più macchine e anche l'intero Gran Premio. Quindi aprirò un sondaggio qui su YouTube, potrete votare su questo video e così mi farete sapere direttamente se volete questa nuova forma di Formula 1, che sicuramente è diversa rispetto a quella degli anni precedenti, ma forse migliore, perché facciamo sicuramente qualcosa di nuovo. Va bene, questo giro mi sono messo a parlare, ora silenzio, parliamo, anzi guidiamo, giù il pedale. Sei, 27, 28, sempre lento vado, ma com'è possibile, vai. Oh, lento di poco, più lento di poco. Non vorrei che Rosberg stia girando con le gomme dure però, E tutti gli altri stanno girando con le gomme dure. Un po'. Va bene ragazzi, basta così, torniamo al garage. Comunque vedrò di aprire questo sondaggio su questo video, mi raccomando votate. Allora, vediamo un po', terza posizione, ottimo. Allora, quindi la solita Formula 1 è quella che avete sempre visto nei soliti video. Quindi una sola macchina e il Gran Premio commentato in diretta. Mentre in quella maniera commenterei il replay, quindi potrei anche passare su altre macchine e capire un po', fare vedere la gara da un'altra prospettiva. Potrebbe essere molto più interessante che vedere sempre la solita macchina e tutto il resto. Quindi vediamo un pochettino come andrà a finire questo sondaggio. Vediamo un po'. Spero nei vostri commenti ragazzi positivi. Tanto stiamo finendo questa prima sessione. Abbiamo girato un 23,4 e non credo di fare 0. Quindi secondo me la quarta posizione va più che bene. Quindi ragazzi, io terminerò questo video alla terza sessione di qualifiche. Voi mi farete sapere all'interno di questo video magari un bel fallimento per Jenson Button. Ok, magari mi farete sapere entro 1 o 2 giorni che cosa ne pensate. C'è proprio una sezione chiamata sondaggio qui su YouTube, ve la farò vedere. E necessariamente dopo vedremo di cambiare stile oppure mantenere lo stesso stile. Tanto facciamo la seconda sessione di qualifica. La temperatura dell'asfalto credo che sia aumentata ancora di più. Quindi perfetto. Giù il pedale, benissimo. Vai, 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 vai. Certo, ovviamente l'ala mobile attiva adesso ci permette di avere un risultato migliore. Ma allora nel Gran Premio, qual è stato? Il Gran Premio di Silverstone, che sono partito primo senza DRS, se lo attivavo quanto distacco prendevo sugli altri? 3 secondi? Ecco, così è attivo. Infatti, così è attiva l'ala. Avanti, 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 avanti. Giù il pedale del freno, vai, 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 vai. C'è Sebastian Vettel qui davanti a noi. Si attiva nuovamente il pedale, vediamo se adesso il pedale. L'ala mobile, vediamo se adesso possiamo prendere la scia del ferrarista qua davanti a noi. Procede a velocità normale, eccolo. Si fa la barba alla curva. Io con un pilota davanti sono sempre più reattivo. Troppo largo. Ah, lenti.
Freni e pneumatici sono a posto, la temperatura sembra ottimale. Brutto giro. Brutto giro. Splendido, hai appena registrato il miglior tempo. Non è splendido. Dobbiamo prendere Vettel. Sta curva maledetta è una delle più difficili. Scendi in seconda posizione adesso. 1,22 di Hamilton. Ma come mai? Se quel giro era pessimo, perché? Esco sempre fuori pista, do troppo acceleratore. Abbiamo migliorato. Bene, Stai segnando tempi ottimi nel settore Infatti. 2, ma sei leggermente indietro nei settori 1 e 3. nuovamente il pedale giù, si va ad affrontare la curva. Vai. Vettel se ne sta andando. Maledizione. Questa maledetta curva non ho capito come prenderla. Ah, ecco, forse un po' meglio è andata. L'importante è rimanere nei primi 10, ragazzi. Cercherò di farlo. E infatti, wow. Wow! Troppo largo. Ah! Uff. Se dobbiamo tornare ai box. Abbiamo rovinato l'ala. Rientriamo subito. Ci hanno cambiata. Siamo sempre sesti. Rientriamo, ragazzi. Ah, queste qualifiche. Peccato, quel giro potevo fare davvero tanto. Avevo fatto un ottimo tempo nel primo settore. Le gomme come sono? Normali. Vi faccio vedere la temperatura, così avete anche un'idea di come si surriscaldano le gomme nelle sezioni del circuito. Ah, fatemi sapere il bilanciamento dei freni, secondo voi meglio posteriore o neutro? Vai. Sesto posto. Siamo leggermente fuori target sui tempi. Ma non ti preoccupare che avevo fatto un primo settore prima da paura. Non dovrebbe piovere per un po'. Se ci sono novità ti aggiorniamo. L'asfalto è incandescente e deve piovere. Vai, 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 vai. Ma questo primo settore non lo sopporto, questa maledetta curva. Vai. Abbiamo 5 secondi in meno. Ah, 2 decimi. Però prima avevamo preso quanto? 4 decimi in più? Maledizione, va. Sì, ragazzi, si può fare, l'assetto è perfetto. Il problema è mio, diciamo. Secondo settore pessimo. Niente, il primo settore ci frega. Perdiamo troppo tempo lì e poi gli altri sono una conseguenza. Non riusciamo a migliorare negli altri. Devo fare quella curva bene. Poi qua un pochino, ecco. E queste maledette curve. Oh, allora, vediamo se possiamo farcela. Devi migliorare i tuoi tempi sul giro, siamo indietro in tutti i settori. Ora. Allora, giù il pedale qui. Qui va bene. Va bene. Attiviamo l'ala mobile. Adesso quella curva non ho capito come prenderla. Se prenderla più larga e poi stretta. Ecco. Abbiamo perso troppo. Maledizione. Non riesco a capire come dosare l'acceleratore e il freno. Andiamo qua. Abbiamo perso. Ah no, abbiamo guadagnato ma poco. Quanto abbiamo preso? Un decimo e neanche. Un
quella curva, se si fa bene, si recuperano 4 decimi di secondo. Ogni tanto qua si può sbagliare perché il cordolo è sopraelevato di qualche centimetro. Ecco, primo settore buono e secondo, che di solito lo faccio sempre bene, pessimo. Siamo leggermente fuori target sui tempi. Ultimo giro ragazzi e poi lasciamo perdere. Vai. Giù il pedale nuovamente. Giro tutto a destra. Ricarico col DRS. Vediamo se possiamo affrontare sta curva in pace. 5 minuti, mancano 5 minuti. Felipe ottavo. Un po' lenta, eh? Infatti. Ah, ho sbagliato. Ho sbagliato troppo. Infatti. Niente ragazzi. Torniamo ai box e ci accontentiamo del nostro sesto posto. Vai, torna al garage. Però potevo prendere anche un terzo posto secondo me, eh? Va bene. Info sessione. Andiamo avanti. Sì, sì, la macchina è perfetta. Sono io che devo essere più bravo. Vabbè, comunque, passiamo avanti. Potete vedere, forse perderemo un altro posto. Il nostro obiettivo comunque è il quinto posto, non è che si aspettano chissà che da questa gara. Allora, vediamo di andare avanti. Perfetto. Eccoci ragazzi nella Q3. Siamo pronti ragazzi, mi raccomando, cerchiamo di essere competitivi, faremo un giro solo per cercare di non creare problemi alle gomme, speriamo di non avere nessun intralcio ai box che si metta davanti. Temperatura perfetta, gomme perfette, nuovo treno, carburante al massimo, cerchiamo di stare attenti. Ecco, sta uscendo qualcuno, ecco io mi fermo un attimino qua e lo faccio passare, perché non voglio poi impicci. Bandiera gialla, ora mi mettete una penalità perché mi fermo. Poi i guai ci sono là davanti quando mi prendo qualcuno fermo. Vai. Ah, ecco, stanno uscendo adesso. Ma io non ci voglio credere. Chi è questo che sta uscendo? Ah, perfetto, abbiamo pista libera davanti, dai. Oh, bene. Affrontata bene questa volta, vai. Pure questa. Ben fatto, la temperatura delle gomme è quella giusta. Ma perché? Se non perdevo quel tempo pure 23-3 facevo. Ah, sono uscito troppo male, ma torniamo al garage. Vediamo un po' quello che abbiamo combinato. Quinti. Anzi. Vediamo. Quinti, ecco.
Allora, 1.23.2 non l'avrei mai fatto, ma Ottima 1.23.3 posizione, l'avrei proprio come ci fatto. aspettavamo. Sì, sì, ma potevo partire benissimo dalla quarta posizione. Avevo fatto il miglior terzo settore in assoluto, guardate, il miglior terzo settore, nonostante ho sbagliato, ho sbavato un po' nell'ultima curva, però il miglior terzo settore. Però prima parte la Ferrari e sono contento, perché così riusciamo a raggiungere Rosberg. Si parte, ragazzi, allora dalla quinta posizione. Tutti abbiamo fatto un giro, come potete vedere, anzi 2 giri. Rosberg fa il miglior tempo, ma perché? Si parte quinti. Giornata all'insegna di Nico Rosberg, quella di oggi. Dopo un finale roccambolesco nelle qualifiche, è lui a spuntarla. E chi li ferma più? Certo, se riescono a dominare la gara fino alla fine della prima curva, allora ok. Ma non dimentichiamoci dei grandi campioni che gareggiano con loro. Ragazzi, un saluto, ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.